Siamo con Emilio Viafora, segretario regionale del Sunia, e parliamo di diritto all'abitazione, ma non solo diritto all'abitazione, anche una petizione che voi volete fare per una legge che tuteli questo sacrosanto diritto, perché l'abitazione non è per tutti, è vero? No, non è oramai un diritto riconosciuto come diritto universale. Noi non lanciamo una petizione, noi lanciamo una proposta di legge popolare che interviene su 3 articoli della Costituzione per affermare il diritto all'abitare come una delle declinazioni della dignità della persona. E tra l'altro coprirebbe, diciamo, ci sono stati diversi pronunciamenti della Corte Costituzionale che questo diritto lo hanno affermato, ma non trova spazio nella Costituzione, dunque diventa ogni volta, diciamo, discutibile. Vorrei sottolineare che la stessa Convenzione europea dei diritti europei, la stessa Dichiarazione dei diritti dell'uomo, prevede il diritto ad una abitazione dignitosa come uno degli elementi formativi della persona e della socialità di quella persona. Cosa è compromesso allo stato attuale? Cosa manca? Qual è il problema? Manca una politica che sia sensibile al fatto che il mondo è cambiata anche l'Italia e che noi abbiamo sempre più bisogno, abbiamo sempre più persone che vivono un disagio abitativo che li porta all'isolamento, li porta a essere socialmente, come si chiama, esclusi e soprattutto non consente di fare reali politiche per la famiglia e reali politiche che aiutino le persone a poter vivere sapendo che viviamo in un paese dove gli stipendi sono i più bassi d'Europa. Assolutamente. Le istituzioni potrebbero fare qualcosa per garantire, per far sì che anche in appartamenti in affitto, insomma, cosa potrebbero fare? Le istituzioni hanno un ruolo centrale, sia nello smobilizzo, diciamo, del patrimonio anche privato messo sul mercato libero. Potrebbero agire la leva fiscale, dunque se tu la mantieni sfitta ti faccio pagare molto di più perché tu produci un danno complessivamente alla società. Terzo, potrebbero avere una funzione di aiuto ai proprietari perché mettono a disposizione a prezzi accessibili i loro appartamenti. Assicurare un fondo di garanzia pubblica, va bene, che dove ci sia morosità colpevole, dove ci siano, diciamo, una non gestione, lo Stato si fa carico, garantisce al proprietario e poi si rivale sull'inquilino. Quindi questo dovrebbe essere un dato di principio da regolamentare, perché allo stato attuale negli ambiti regionali in Veneto non c'è? In Veneto non c'è, c'è in molte realtà locali dove le istituzioni, magari anche il rapporto con le fondazioni bancarie, con gli istituti bancari, hanno costituito dei fondi di rotazione in maniera tale da garantire e dare un sollievo, diciamo, a questa carenza di abitazione che è diventata veramente un'emergenza. Segretario, grazie di questo approfondimento, continuate a seguirci, se avete poi problemi con gli alloggi, con le case c'è il Sunia che può dare una mano o una consulenza. Buon proseguimento.